Grazie Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo. Io credo che l'appassionato intervento appena svolto in aula dalla collega Binetti forse basterebbe a certificare lo spirito con cui si muovono i presentatori delle mozioni sul tema Siria che oggi sono in discussione generale in aula. La situazione siriana, lo ha ricordato la collega Binetti, viene ricordato in maniera puntuale e precisa nel testo delle mozioni presentate, parla con i numeri del disastro. In 5 anni la Siria, un paese che ha 23 milioni di abitanti, conta un numero di morti che varia a seconda delle fonti tra i 400 e i 500 mila, una buona parte dei quali sono civili. E il dato che siano civili è confermato dal fatto che ci sono su 23 milioni di abitanti 11 milioni e mezzo di abitanti che hanno perso la casa, sono senza casa. Gli sfollati sono 6 milioni e 600 mila, quelli che hanno tentato di trovare riparo nelle regioni interne, quelle montuose, quelle dove si spera che la guerra civile e tribale non arrivi. 4 milioni sono i profughi che hanno cercato scampo dagli orrori della guerra, cercando di trovare almeno riparo per l'esistenza propria e per quella delle proprie famiglie. Quindi una situazione che è drammatica, i cui numeri sono tali per cui soltanto il silenzio del mondo occidentale o la difficoltà del mondo occidentale a esprimere una posizione precisa su questo conflitto può in qualche maniera spiegare come mai questo argomento e questo tema non sia costantemente all'ordine del giorno dei media e della comunicazione. Le tragedie della guerra che la collega Binetti ha ben illustrato e che purtroppo non possono risparmiare non solo i civili, ma nell'ambito dei civili in particolar modo le donne e i bambini. Le tragedie della guerra che spesso vengono rimpallate come origine, come causa tra le varie parti in causa in questo conflitto, hanno fatto ormai dimenticare il modo in cui è iniziata questa orribile guerra civile, che era un modo che faceva forse accendere anche qualche speranza per noi occidentali che abbiamo un concetto della libertà individuale che tende ad essere abbastanza diverso rispetto a quello delle popolazioni arabe. E il tema era quello della primavera araba, il tema era quello della ripresa di spazi di libertà individuali, dell'utilizzo dei social network, di un spirito laico e libertario che si faceva strada anche in paesi dove il rischio del fondamentalismo è sempre dietro l'angolo. Io credo che purtroppo sia evidente a tutti come il tempo ha cancellato ogni speranza di primavera in Siria e la Siria è diventata il teatro di una guerra terrificante di cui non si conoscono nel dettaglio neppure ormai più le alleanze che sono diventate a schema variabile tra le parti in causa e gli amici di ieri si bombardano freneticamente oggi. Il fondamentalismo che è presente e che ha una roccaforte nei territori che sono occupati dall'ISIS è sempre presente e le popolazioni che inizialmente avevano anche qualche aspettativa e qualche speranza da ciò che stava succedendo nel teatro siriano, oggi hanno solo una speranza, e cioè che questa guerra terrificante che distrugge le famiglie, che ammazza i bambini, finisca nei tempi più rapidi possibili. Ecco, allora personalmente, insieme con i colleghi che hanno sottoscritto questa mozione, ci siamo fatti interpreti di un grido di dolore che arriva da un'associazione italiana, quella dell'Aida Aglietta, che ha tante battaglie sulla non violenza, tante battaglie per la difesa della pace, tante battaglie per la difesa dello spirito della libertà dei popoli nel suo palmares. Ed è una mozione, la nostra, che ha un corrispettivo anche sul web attraverso la raccolta di firme di Change.org che viene fatta sullo stesso tema e sullo stesso argomento e che viene fatta, devo dire,
in modo un po' differente nel dispositivo degli impegni al Governo rispetto a quello che riecheggia invece nella mozione illustrata prima della mia. Non perché noi non condividiamo, né perché l'associazione Adelaide Aglietta non condivida puntualmente tutti gli obiettivi che vengono enunciati nella mozione che ha illustrato la collega Binetti. Ci mancherebbe altro. Semplicemente siamo convinti, speriamo, che il nostro Paese stia già facendo tutto il possibile perché quei richiami che sono presenti nel dispositivo in qualche misura siano attuati nel nostro Paese e siano attuati dalla politica estera del nostro Paese. Però noi pensiamo che il rischio possa essere quello che gli impegni del dispositivo non possano essere sostenuti con una forza diversa rispetto a quella che l'Italia ha comunque messo sino a questo momento per sostenerli, perché effettivamente il quadro di riferimento internazionale è un quadro che lascia sconcertati, che lascia inquieti, che non consente di avere punti di riferimento neanche se si guarda all'attività che le principali potenze mondiali stanno comunque in questo momento svolgendo, che dovrebbe essere uniformata almeno dalla cifra della lotta contro il terrorismo e che invece neanche su questo appare omogenea. Basterebbe vedere il dettaglio di quello che è successo in questi 5 anni presso le Nazioni Unite, presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, basta vedere come i paesi del mondo hanno esercitato, quelli che possono esercitare il loro diritto di veto, per capire che non esiste un atteggiamento in nessun modo univoco nei confronti della crisi siriana. Allora qual è l'impegno che questa mozione chiede al Governo? Non chiede ovviamente un impegno vincolante, non chiede di rivoluzionare la politica estera che il nostro Governo ha in testa, però chiede di utilizzare lo strumento delle Nazioni Unite nel modo in cui questo strumento dovrebbe essere utilizzato, perché a questo fine è nato, perché lo strumento delle Nazioni Unite possa essere davvero uno strumento complessivo di interposizione che possa consentire nel disastro della situazione siriana, un disastro che noi non sentiamo lontano, non riusciamo a sentire lontano perché ci viene comunque portato ogni giorno nelle nostre case attraverso immagini televisive devastanti per le nostre coscienze, se le coscienze rimangono accese, se la fiamma delle nostre coscienze non si spegne. Quindi chiediamo che le Nazioni Unite esercitino il loro ruolo e chiediamo che questo esercizio di ruolo sia realizzato attraverso scelte condivise che vedano le potenze del mondo non pensare ai loro interessi nel teatro, non pensare esclusivamente ai loro interessi specifici nel teatro di guerra, ma, come dice la collega Binetti, che inizino a pensare anche alla carne da macello che in quelle regioni in teatro di guerra ogni giorno viene massacrata e le nostre coscienze qualche volta rimangono silenziose di fronte a questo massacro. Quindi chiediamo al governo italiano, e ripeto, interpretiamo in questo l'appello che l'associazione Adelaide Aglietta ha rivolto a tutti i parlamentari, chiediamo al governo italiano un impegno perché con forza, ribadisca e chieda alle Nazioni Unite di fare sino in fondo il dovere e il ruolo, svolgere sino in fondo il ruolo per cui le Nazioni Unite sono nate e per cui ancora oggi rappresentano nel mondo un baluardo di pace e di libertà in cui noi crediamo sino in fondo. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Grande, che illustrerà anche la mozione 1-1424 di cui è cofirmataria. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Da quando è iniziato il conflitto, la Siria vive costantemente sotto l'attacco di bande di terroristi che nel corso di questi lunghi, terribili 5 anni di guerra hanno trasformato quello che di fatto era, pur con tutti i suoi limiti, uno Stato laico in un abisso di intolleranza, miseria e distruzione. I numeri sono tragici ed impietosi: oltre 400.000 morti, 6 milioni di sfollati e 4 milioni di profughi, molti dei quali tra l'altro approdati proprio sulle nostre coste, testimoniano con tragica evidenza la totale debacle diplomatica che tutto l'Occidente, reo di aver messo in atto una politica estera per nulla incisiva e certamente non idonea ad affrontare lo stato di cose, ha colpevolmente contribuito ad alimentare.
Nel 2011 l'Unione Europea, senza alcuna copertura da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha dato il via all'embargo economico, a sanzioni e a misure restrittive nei confronti della Repubblica Araba di Siria.